primo l'avversario comunque Zazzana è una squadra che in questi anni è criticata la situazione e poi per il diciamo, periodo che si viene da 5 sconfitte consecutive, sconfitta l'Italia e rispetto alle zone di Alberto che con divisioni sulla città, insomma, ci sono stati, non ci sono, ci sarà il 7 e faccio di tutto anche con il Alberto della secondaria. Stasera è stata una partita molto dura, io lo sapevo che non era facile. Abbiamo iniziato bene, dopo c'è stato secondo me un calo, poi dopo comunque ci abbiamo fatto a finire il risultato del quadrato sul 6 nel vantaggio. Il secondo tempo secondo me è stato un po' sulla falsariga del primo, abbiamo gestito bene la partita, poi loro non avendo nulla da perdere si sono aperti un pochino, noi ci abbiamo fatto fare un gol, loro non ne hanno rifatti due e siamo andati lì, poi Guardini per fortuna ha messo due intervenzioni prima che ci ha fatto respirare gli ultimi 40 secondi. Sì, però come al solito alto sapienza. Sicuramente questa è una pecca nostra, è una cosa su cui in settimana ci lavoriamo tanto, ma in allenamento onestamente devo dire che i gol si fanno, però purtroppo in partita bisogna stopparsi mentalmente perché secondo me è solo una questione mentale. Perché se in allenamento ti alleni bene, fai gol, è tutto bello, poi in partita fai sempre fatica, vuol dire che è una cosa mentale, bisogna lavorare su quello, bisogna comunque continuare a lavorare come l'ha detto a Castiglione per dare battaglia fino alla fine, insomma per farsi trovare pronti ai playoff o del campionato.